Il consigliere regionale Marco Dolfin si è impegnato a portare all'attenzione del Consiglio regionale del Veneto una risoluzione volta a contrastare il fenomeno dei borseggiatori a Venezia. Questo impegno è stato annunciato durante un incontro con il Comitato Cittadini Non Distratti, un gruppo di residenti veneziani che da tempo si adopera attivamente per segnalare e prevenire i furti contro i turisti nel centro storico di Venezia. Dolfin ha enfatizzato il ruolo cruciale svolto da questi cittadini attivi, definendoli delle sentinelle del territorio per la loro costante vigilanza e segnalazione dei borseggi, creando una rete collaborativa che coinvolge residenti, commercianti e pendolari. In riconoscimento del loro impegno è stata loro conferita una targa per l'impegno profuso, un riconoscimento che testimonia il loro contributo senza fini di lucro, nonostante i rischi e i pericoli cui sono esposti mentre svolgono la loro missione. Il consigliere regionale ha riportato la richiesta del comitato che chiede un maggior supporto da parte delle istituzioni. Tra le richieste emerse durante l'incontro c'è la proposta di installare messaggi audio sui mezzi pubblici veneziani, in modo da avvisare i viaggiatori riguardo al rischio di borseggiatori a bordo. Inoltre si è parlato della possibilità di diffondere messaggi video e audio nelle biglietterie AVM, simili a quelli già presenti nelle stazioni ferroviarie. Una delle richieste principali è stata quella di costituire una squadra interforze specifica per contrastare il fenomeno dei borseggi, specialmente nel centro storico di Venezia, dove i turisti sono maggiormente bersaglio di furti. Il consigliere si è impegnato a presentare una soluzione per supportare queste richieste e ha promesso di intervenire personalmente coinvolgendo AVM per valutare la possibilità di diffondere avvisi audio multilingue sui vaporetti, autobus e tram. Obiettivo principale di questa iniziativa è quello di fornire un supporto concreto a queste sentinelle del territorio e affrontare il problema dei furti non solo a livello locale ma anche attraverso azioni politiche a livello regionale. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale, chi ama sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia.